I carabinieri della stazione di Piazzola sul Brenta hanno concluso un'operazione antidroga che ha portato all'esecuzione di 3 arresti per spaccio di stupefacenti e al sequestro di 300 grammi di eroina. Seguendo alcuni clienti abituali italiani, sono arrivati ad un uomo che vendeva lo stupefacente nel quartiere Mortise a Padova, un tunisino di 34 anni. Da quest'ultimo sono giunti all'individuazione di un altro spacciatore, anch'egli cittadino tunisino coetaneo del primo, sorpreso a cedere 51 grammi di eroina. Dopo l'arresto di entrambi, durante la perquisizione domiciliare è stato sorpreso un terzo tunisino, trovato in possesso di 300 grammi circa di eroina in sasso, 2 bilancini di precisione e 6.500 euro in contanti, ritenuto provente di spaccio. Anche per lui è scattato l'arresto. I 3 nordafricani, tutti con precedenti specifici in tema di violazione della norma sugli stupefacenti, sono stati ristretti nella casa circondariale di Padova.